mi hanno rubato le buste dei regali con i soldi. Noi giustamente presi di pena, no, ma ci mancherebbe, non si preoccupi signore, ci vediamo nei prossimi giorni. Per curiosità il padrone del locale ovviamente aveva tutta una serie di telecamere, le controlliamo tutte e vediamo una scena meravigliosa. Benvenuti in questa nuova puntata di Oltre l'Obiettivo, il podcast di Up Your Podcast, e oggi abbiamo un ospite insolito perché, come sapete, ospitiamo sempre fotografi, ma lui non è solo quello. Questo è una persona che ha tanto da dirci e vuoi parlare? Non so se basta un'ora di podcast in realtà, però va bene, Ci proviamo. Stiamo. Anzi, io devo mettere un timer perché ogni volta ci perdiamo. Comunque, Però grazie tante dell'invito, siamo venuti qui direttamente da casa. sì, ma non ti presentare, aspetta. No, volevo far vedere, ho pagato il casello per venire qui, ci ho investito tanto. Ok, intanto la location c'è. Bellissima. Avevi già visto il ponte? Bellissima, e tra l'altro siamo il primo messinese a poter dire dietro il ponte, ma Andrea Gentile da Messina. Sì. Ovviamente siamo oggi alla nostra sede a Messina, dove abbiamo la bella vista del ponte di Messina. la prima finestra sul ponte di Messina praticamente, la prima al mondo, sì. Aspetta, questa se non funziona la tagliamo e mettiamo qualche altra cosa. Anzi, proviamo, facciamo una doppia va. Eccoci a Dubai. No, non era il ponte quello. No, poi decidiamo cosa, perché ancora non abbiamo creato l'immagine. Non abbiamo ancora lo sfondo. Allora aspetta, tutto qui c'era in un prato verde. Di un po' di cose, così evitiamo di. Benvenuti alla fattoria. Oggi siamo qui in Egitto, nella nostra sede. Benvenuti ad Abu Dhabi. Ok, vabbè, poi mettiamo quella che. Ok, nessun problema, le traduzioni. Siccome mi piace quella del ponte dello stretto, ok? Continuiamo sul ponte dello stretto, poi Ok. Va bene, però visto che è il momento di iniziare, mi sarebbe il momento di lanciare la sigla. Se la lanci tu, cosa succede? La sigla, benedetta. Sigla! E quindi Andrea Gentile da Messina, un fotografo, cantante, animatore, forse è meglio che lo dici tu perché io la lista l'ho persa, ho scritto appunti su di te che poi ho buttato perché sono andato un po' in confusione. Allora, la cosa Dici un po'. sembra complicata e in realtà lo è. Il concetto qual è? Io nasco cantante, quindi faccio tutto il mio percorso di canto, conservatorio, professionisti privati. Approdo a quello che a Messina funzionava tanto all'epoca, era il karaoke. Quindi io vado prima da neofita, semplicemente da spettatore, mi piace, comincio a comprare la prima attrezzatura, microfono, casse, ok. Mi faccio la prima sera di karaoke a casa di un cugino, e da questa casa del cugino il primo mercoledì mi fa: che carino, siamo divertiti, lo facciamo pure mercoledì prossimo. Va bene, nessun problema. Secondo mercoledì e terzo mercoledì, morale della favola, è diventato il mio lavoro. Non te ne sei accorto? No, senza proprio nemmeno accorgermene. La condizione è che poi come sono approdato alla fotografia, perché negli anni dalla musica è iniziata la gestione dell'evento, un qualcosa che anche quello era completamente nuovo, almeno nel mio territorio. Non esistevano wedding planner, non esistevano party planner, esisteva semplicemente. Di quanto stiamo parlando? Di che anno? Parliamo del 2012. 2012. Quindi 13 anni fa. La condizione è che tutto questo non esisteva e c'era soltanto il DJ che ti faceva la musica, il fotografo che a malapena ti faceva le fotografie in posa tipo squadra di calcio. C'era io critico tantissimo chi fa chi ha la tua attitudine. Ok. Perché spesso, sai, si fanno tante cose e si fanno male. Ti ho ospitato perché sei uno stronzo che fai tutto bene. E non è semplice perché Andrea è il classico personaggio che mentre fa le foto agli ospiti tu potresti trovarlo, ti giri, trovi che canta l'Ave Maria in chiesa, poi magari esce, ti fa lanciare il riso con il drone e la fotocamera. Dico, però queste persone che non sei da solo, devo dire che qualcuno ci sono. ma le ho sempre criticate fin quando non ho conosciuto te, che sei capace a fare tutto bene in questa filiera. Allora, questa filiera funziona solo esclusivamente perché la squadra sa esattamente come muoversi. Io è vero che spunto come protagonista in tantissime occasioni, però lo posso fare solo perché ho una squadra che mi continua a coadiuvare e a coprire tutte le altre zone, perché continui a fare bene a dire che è un'idiozia,
una persona che fa tutto, perché una persona davvero non può farlo. Assolutamente. Quindi, esempio, noi abbiamo anche il rent car, quindi abbiamo noleggio delle auto nelle cerimonie. Quando ci noleggiato le cerimonie e abbiamo il servizio fotografico e la musica in chiesa e l'albero floreale, il pacchetto completo che offriamo comunque ai nostri ospiti. Il concetto è che io sono l'autista della macchina che va a casa dello sposo. Dove fai le foto? Mi scendo, ovviamente, tu comunque da fotografo ci devi andare con una macchina. Esatto. Almeno non aspetti l'autista. L'autista sono io, mi telefono, vedi che siamo pronti, rispondo, Arriva. ok, gira, scusa microfono. La condizione dall'altra parte è che quindi arrivo a casa dello sposo, mi vado a fare tutto il set di fotografie all'interno, siamo pronti per farci l'uscita, benissimo, io esco dalla chiesa, col mio collega andiamo in chiesa, ci esciamo dalla casa, andiamo in chiesa, lasciamo lo sposo, io sono l'autista della macchina, devo andare a prendere la sposa, il mio collega si fa i dettagli, resta con lo sposo, ci sono già i miei colleghi dentro che hanno già allestito la chiesa, quindi quando io scendo riesco a dare anche un... Aspetta, datemi carta. C'è una raga perché mi sono perso. Sì, Se c'è carta e penna. Quindi, scusate, Vai. vai dallo sposo Autista, esatto. come autista. Sì. Poi ti trasformi in fotografo. Sì. Poi Arrivo in chiesa, controllo in realtà è Al piano- la messa. no, al piano allestimento. Aspetta che adesso ci Chiesa, arriviamola. stai allestendo la chiesa. Anche alla celebrazione ci arriviamo, aspetta. Sì. Sono serio, giuro. Aspetta. In che senso se Ora mi vedi? Non ho un aspetto papale, ora ti spiego come. ce l'hai la faccia da? Ti prego, raccontami. Il papa più Raccontami bravo del qualcosa. pianeta. Il concetto qual è? Dopo l'allestimento, quindi controllo l'allestimento, i miei collaboratori hanno fatto un ottimo lavoro, come sempre, perfetto, li saluto, vado a recuperare la sposa perché sono comunque Ok, autista. sposa. Ok. Ritorni autista. Ritorno autista. Ok. A casa della sposa quello che aiuto semplicemente a fare sempre è far volare il drone. Quindi quando facciamo l'uscita, io sì sono l'autista, ma comunque il margine di tempo aspetta, lo hai. Da autista a dronista. Perché ce l'ho nel cofono della macchina. Quindi Come ottimizzi i tempi tu, nemmeno tipo bravo, la NASA. se tu immagini l'autista di un matrimonio, quanti tempi morti ha? 1 miliardo. Me li faccio io. Ok, Ok, anche perché la macchina è dell'azienda. Quindi ci sto. concetto, dopo la chiesa, dopo usciamo dalla sposa, quindi torniamo in chiesa. In chiesa. Ok, in chiesa, se la musica è anche a nostra gestione, io ho lì già l'organista, il violinista, tutto quello che serve. Quindi Ma ti io non lavoro trasformi in cantante. Esatto, Ok. perché io comunque i miei collaboratori che Bellissimo sono come già- cantante. Penso tra le tue tante abilità, penso che quella del canto è la prima. Sì, presumo Ok. che anche per me che sia la cosa che mi fa battere il cuore maggiormente. Anzi, se volete poi con 5 euro ve la canto una canzone. Adesso detto che Economico comprarsi niente. per noi, grazie. Quindi il concetto è che canto in chiesa, uscito da lì, usciamo per fare le esterne, torno autista e fotografo. Quindi nelle esterne o mi faccio la seconda camera o mi faccio il drone. Autista, qua metto tra parentesi fotografo. Sì, Ok. perché poi i miei lo sanno, se io vado nell'esterna perché gli sposi hanno bisogno di fantasia. Ok, quindi ti trasformi in Anche regista se vogliamo. regista Sì. o creatore di idee. Esatto. Ok. Quindi metto, come dice Giovanni alla regia, direttore artistico. C'è di più, bravo. Ok. bravo. La condizione è perché questa cosa del regista? Perché i miei non sono capaci? Assolutamente no. Semplicemente perché chi ci sceglie perché in qualche modo ama la mia creatività. La mia creatività è il punto più forte che cerco sempre di passare ai miei collaboratori. Loro lo riescono bene a gestire. Stiamo lavorando sul farlo proprio creare a loro, in modo che mi riescano un attimino a liberare. Quindi io sostengo sempre che con una buona organizzazione si può fare veramente di tutto. Aspetta, questo era della segretaria di edizione per prendere appunti, prego. Quindi, beh, aveva anche l'effetto lanciante. Sì, perché come hai visto non mi do retta. Ti mancava. Però fermati perché Andrea Gentile è, quindi abbiamo detto, un fotografo, cantante, autista, dronista. Sono anche il CEO dell'azienda. CEO dell'azienda, organizzatore. Il discorso del prede entra noi servizi civili. Perché faccio l'officiante. Bellissimo. E abbiamo completato tutto. Fai anche ti occupi anche dell'animazione. Naturalmente, come diceva, non da solo, ma con una bella squadra. Ma io voglio invitare tutti coloro che hanno una sola attività e dicono di non avere mai tempo. Vi invito a riflettere che non è il tempo che vi manca, ma è
come lo gestite il tempo e come lo e prova ne è il fatto che grossi imprenditori si ritrovano con 10 aziende e tanto tempo libero. Sì, tutto è organizzazione. Esattamente questo, devi avere soprattutto una grandissima forza alla delegazione. Devi riuscire a proprio scindere nella testa la condizione che un lavoro non devi necessariamente farlo tu, anzi, più collaboratori sanno fare la stessa cosa, più quella determinata azione è coperta al 100%, perché c'è chi può stare male, c'è chi arriva in ritardo, ma se tanti sanno fare quell'operazione sicuramente andrà in porto. Quindi delegazione, corsi, formazione è proprio l'ABC della nostra azienda. Noi ci siamo conosciuti tramite i corsi, perché sei sempre, noi siamo come partner di Gobe, ma tu sei sempre lì. Quindi anche questo mi ha affascinato di Andrea, il fatto che fa 1000 cose e comunque cerca sempre di formarsi in altre 1000 cose. Per oggi parleremo di fotografia, quindi andiamo un po' nel dettaglio sulla fotografia. E la domanda che ti facevo è quando invece la fotografia hai pensato doveva essere inserita nella tua attività, perché vedo che tra le tante cose che fai, le cose a cui dai più importanza credo siano il canto e la foto. Sì, il concetto fotografico è nato di per sé una volta che è nata l'organizzazione degli eventi, perché ho detto nasco dalla musica ma poi approccio all'organizzazione degli eventi in generale, e da lì mi rendo conto che un pacchetto completo deve necessariamente fornire anche il servizio fotografico. Come tutto il resto degli accessori, che comunque dei servizi che andiamo ad offrire, inevitabilmente quello sulla quale mi baso è che devo dare un qualcosa che sia al top di mercato. Per poterlo dare o mi affianco a un professionista serio o mi faccio il corso e ne divento io l'artefice primario. Ma anche per il fatto di avere la consapevolezza, no? Io tipo nella mia azienda riesco a fare quasi tutto, non lo faccio perché ovviamente non ho il tempo, ho 8 ore di lavoro come tutti gli altri, a volte 10, a volte 12, però più di quelle poi diventano per me stressanti, ma conosco tutti i settori, non sono il migliore della mia azienda, però deve essere questa la riconosco, so difendermi, so rispondere, so gestire. Da imprenditore quello che succede è esattamente questo: io devo sapere necessariamente tutti i processi di lavorazione, perché devo essere capace di correggerli e posso correggerli soltanto se sono fuori da quei processi. Ok, però basta, troppo serio sei, ma non è vero, sei falso, cioè se la gente la gente si è ascoltato per 11 minuti, 10 minuti circa sta cosa dirà e stacca, se qualcuno stacca adesso praticamente penserà che sei una persona seria. Quindi ok, sai cosa faccio? Altro segreto, molta leggerezza. Tanta leggerezza. Allora, prima di continuare penso che dobbiamo presentarti la nostra Fuckbox, perché è il momento di spezzare tutta questa serietà. Scusami, ma Fuckbox come è scritto? Fammi lo spelling perché ho paura. Cosa immagini? No, perché se è FA, vabbè, se è FU ho paura delle domande. Te lo spiego. Vai. In inglese fuck significa le domande frequenti. Frequently. Sì, ma ti conosco e non penso che possano essere ciao da dove sei nato, capito? Cioè, ho paura. Allora, in realtà te lo spiego. Il box contiene delle domande stupide, stronze, fastidiose. Ok, mi piace, vai. E dico non potevo farle io, perché poi mi dice Andrea mi ha detto, Andrea mi affaccio la domanda stupida. Giusto. E sono uscito con te le prendi da solo, la responsabilità è tua. Andata. Dobbiamo prenderne 5 durante tutta la puntata, sono quelle più divertenti. E hai anche, siamo così buoni che te ne facciamo scartare 2 qualora rispondo. non lo so, Rispondo al buio, qualunque cosa devo cambiarla. Vai. No, rispondo, sono pronto. Pesca. Ok. E ora spazio a degli esperti di vita per parlarci di vacanze. Uno psicologo, un fuffaguru e mio cugino. 3 menti brillanti e una sola verità, forse. Sentiamo cosa ne pensano su questo tema. Come risparmiare per le tue vacanze? Come diceva Pirandello, siamo uno, nessuno e 100.000. E se di 100.000 ti danno tutti €1, puoi andare dove vuoi. Risparmiare con il mio metodo non serve. Con il metodo Cash Rules Everything Around Me, tu ti fai un'entrata extra di €500 al mese, che in un anno diventano 3 milioni di euro. E a cosa serve risparmiare quando c'è il cash? Se devi risparmiare per le vacanze, ti compri una piscinetta, €500,
e ti deve fare il villaggio turistico a casa. Se poi non te la sai montare, ne hai 50 euro e in un momento te la monto. Oppure puoi scegliere una soluzione seria, i villaggi Aura Club. Hanno pacchetti vacanze super accessibili per famiglie, coppie e gruppi. Ti rilassi senza svuotare il conto. Ci arrivi? Ma ha fatto basso. La più vicina e utile. Ok, vado, apro. La leggi in silenzio. Tipo Scavicchi me lo apra come... La leggi, se me la accetti la passi a me che la leggo d'altavoce, vediamo. Un sacco di ansia, sento già la musica. Tutto. Devi solo dirmi se confermate me la passi. Oh, porca la miseria, ragazzi, me ne data una... non si legge. No, guarda. Vedi? Ah, incredibile. Ok, allora. Non la legge d'altavoce, la leggo. Devi solo passarmela se l'accetti. Ok. Ok, Sì, la posso sì. leggere, quindi. Meglio perdere una scheda SD o la dignità davanti a 200 invitati. Ovviamente un SD all'interno Il servizio del servizio della giornata. Ok. Allora, la butto lì di getto, sempre meglio la dignità davanti a 200 ospiti. Sì. Preservarla o perderla? No, se c'è la compartecipe perdi tutto il servizio o la dignità davanti a 200 ospiti, meglio la dignità perché comunque in qualche modo la puoi far La uscire come recuperi. se fosse sketch organizzato. Dici ma sai ma devi cambiare nudo in mezzo a tutti. Ok, ti dico che sono il fotografo dei nudisti. Va bene. Perché lo faresti sicuro? Sì, Ah, per dove c'è? però il concetto è che il servizio del cliente no, quello va salvato. Anche perché credo che l'hai già fatto. Cioè, perché mi sembri. Allora, L'hai presa troppo veloce sta cosa. sì, ho avuto il piacere di poter scattare una coppia che mi ha chiesto determinati scatti il giorno del matrimonio. Ti farò vedere la fotografia, non la possiamo pubblicare, però Che la io sponsora. ho vissuto una sensazione, un'esperienza simile, dove ho scattato gli sposi il giorno del matrimonio in completa intimità, proprio completissima, vestiti da sposo e sposa, fighissima. Sì. Bellissimo, queste le sfaccettature del nostro lavoro sono veramente infinite. Questa la Perché quello che succede è che amo tantissimo è che chi ci deve scegliere perché non deve avere freni inibitori. Io i matrimoni confezionati gestati proprio non è cosa mia, perché il mio carattere è questo, quindi l'effetto artistico, ok, tutto il team è forgiato su questa linea, quindi io voglio gli sposi che dal loro giorno si aspettano fuori di testa. Chiaro, io dico sempre ai nostri colleghi non ci stressiamo a copiare, a fare, perché comunque c'è un mercato così ampio che poi ognuno si crea la propria identità e i clienti ti scelgono per quello, non sono i clienti che devono scegliere, cioè tu devi attrarre le persone nella tua attitudine, nella tua attività, i tuoi modi di lavorare. Guarda la tua nicchia, abbiamo sempre l'immagine che vogliamo puntare a io devo conquistare il mondo, tutti devono chiamare soltanto me. No, Ok? devono chiamare, anzi, se ti chiamano i clienti che sono affini al tuo modo, lavori molto meglio. Ti crei un personaggio molto prima. È tutto, bro, è tutto. Sono d'accordo. Se stai guardando il podcast puoi scrivere una domanda stronza nei commenti e la metteremo nella nostra fact box, quindi esauriremo tutte le domande, quindi se dici questa è una domanda stupida, invece di dire queste cose scrivila, ce la mandi che noi te la pubblichiamo. Che dici? Tanto stasera non la becco, quindi si manda tranquillo. Oggi la può beccare. Va bene, andiamo avanti e parliamo della svolta, Ok. ovvero quando hai capito che la fotografia nello specifico doveva essere parte della tua attività o comunque della tua vita. Ok. L'aneddoto è semplicissimo. Io ho sempre creato in azienda, come vi dicevo prima, tutti gli aspetti legati all'evento, o c'era il professionista o c'ero io che mi mettevo di punta. Il servizio fotografico è stato un excursus perché comincio inevitabilmente dai professionisti per offrire ai clienti il servizio completo. Nel tempo, purtroppo, con i professionisti sono nate delle diatribe sui tempi di consegna, non riuscivamo a essere in nessun modo competitivi, perché avevano sempre, mi raccontavano, io ero neofita nel servizio, quindi mi raccontavano no, non ce la possiamo fare, non possiamo consegnare prima di 2 anni. Io questa cosa proprio non la comprendevo, perché
rapportavo semplicemente i loro impegni di vita ai miei ritmi e facevo un sacco di tempo per poterlo gestire. Ma è più difficile andare in dozione una persona che già ha 50 anni di servizio sulle spalle. Assolutamente. Quindi succede che la fotografia comincia a svecchiarla, comincia a mettermi dentro dei collaboratori un po' più giovani che potevo in qualche modo plasmare ai miei ritmi. Questa cosa comincia a funzionare, ma ahimè anche lì non ero sempre io il diretto interessato, ma avevo dei fotografi professionisti interni che gestivano le cose a modo loro. Svecchiamo ancora, perché anche qui poi nasce la diatriba famosa del non ti insegno niente se no tu mi rubi i clienti, che è la cosa più vecchia del mondo, proprio è stupida. A te che ci stai seguendo, per favore, insegnare il tuo segreto a chiunque non fa di lui un tuo sosia, perché vuoi non vuoi, tu sei tu. Io ti potrei dire tutto di me. Poi viviamo in un mondo pieno di informazioni che dico, puoi trovarle ovunque quello che tu sai. Vedo qualunque tutorial su YouTube delle informazioni che poi ho affrontato nei corsi. Questo che è migliore, perché potrebbe essere consiglio di qualcuno. No, vogliamo sì. Però il concetto è che da lì comincio il mio percorso, comincio ad apprezzare la fotografia, mi comincio ad innamorare della condizione che tu fai una foto e resta immortale. Quel momento, l'immortalità nella mia testa è sempre stata una condizione molto importante. Io sono convinto di morire a 40 anni. Giuro, motivo per il quale le mie giornate sono strapiene, perché io so che morirò a 40 anni. Quindi l'altro mio problema è che non voglio morire ed essere dimenticato. Quindi devo diventare qualcuno che è importante e riconosciuto entro i 40 anni. Ne ho 36, manca poco. Ok. Questo è legato al tuo viaggio in India. Vorrei fare le domande. Aspetta, perché tornando al discorso della fotografia come è nata, i ragazzi non andavano bene, la prendo di punta. La mia collaboratrice affezionatissima, tra l'altro è sempre con noi perché è una compagna di vita, Valentina, mi dice: guarda, c'è un fotografo a Reggio che è fortissimo, Pasquale. Pasquale è diventato prima maestro, oggi grande amico. La condizione è che Pasquale, appena si presenta dalla porta, io è come se avessi visto uno specchio. Me più magro, tanto più magro, cioè io sono tipo 3 Pasquali. Però la condizione è che me lo vedo davanti, parla, e più lui parla, più io mi ascolto. Tutto quello che lui trasmette sul campo proprio di vita umano, di relazione con i clienti, sono le mie giornate, i suoi ritmi di vita, le sue frenesie, le sue pazzie. Quindi sono in linea. Volevo farti una domanda, appunto, se c'era stata una persona nell'ambito fotografico che ti ha suscitato decisamente Pasquale. Perché mi ha dato modo di capire che il mio estro artistico e la mia creatività poteva essere trasformata in energia fotografica. Ok. Quindi quando ho capito quello, io parlai con Pasquale tanti anni fa, perché penso sia stato il nostro collante, e mi ricordo che parlando di te all'inizio mi diceva: sto ragazzo è in gambissima, principalmente per l'energia, perché è un vulcano. Poi alla fotografia si impara, ci sono tanti metodi. La cosa proprio che mi ha preso tanto, uscito proprio dal corso, gli mandai proprio un messaggio. Ho detto grazie, perché non sapevo di avere un gemello a pochi chilometri di distanza, e mi ha dato un sacco di carica, proprio la condizione che tutto quello che ti passa per la testa può essere fotografato se rispetti una determinata linea, anche di rispetto ovviamente del cliente, ma può diventare lo scatto wow della vita. Quindi quella forza dell'immortalità che già avevo appreso, fusa ai tecnicismi che inevitabilmente ti prendi una macchina fotografia professionale, devi consegnare un servizio professionale, la devi conoscere, non si scatta in automatico, non esiste niente di automatico. Però la forza che tu puoi dare nella stravolgere una condizione. Quando io misi la sposa nel carrello, la misi dopo il corso che ho fatto con Pasquale. In che senso hai messo una sposa in un carrello? Perché lo dici con questa naturalezza? Aspetta, ma ci arriviamo dopo a sta cosa. Cioè, hai detto come tipo quando la sposa ha preso la comunione in chiesa. No, la cosa sta particolarmente orgogliosa di quello, era di troppo. La domanda invece curiosa che vorremmo farti, visto che comunque non fai un mestiere, fai 10 mestieri. Sono gay. Se la fotografia è no. Se la fotografia è il canto, è il clone, è il musicista, non fosse entrata nella tua vita, cosa pensi saresti diventato oggi? Allora, io lo so cosa facevo prima di fare tutto questo. E in qualche modo lo facevo.
Mio padre ha un'azienda di lavorazione serramentistica, Ok. Tecnometal, è pubblicità occulta. No, beh, per YouTube possiamo fare. La condizione qual è? Che lavoravo da lui, quindi io montavo infissi, so saldare, so montare serramenti, ok? La condizione è che andavo a montare gli infissi e mentre che montavo io cantavo. Questa cosa è sempre stata più forte di me. Io mi immagino lui al matrimonio, tipo mentre scatta le foto allo sposo con la macchina posteggiata a noleggio, tipo l'infisso che si chiude male, tipo sa signora mi dà un po' di grasso e un cacciavite. No, è Tipo- successa, è successa. Allora, le mie reminiscenze passate sono state anche un percorso di elettricista, è passato un percorso di fonico, è successo il percorso di appunto serramentista. E io in chiesa entro, l'organo non funziona, le pompe non rispondono, c'era un cortocircuito che ho risolto e dovevo andare comunque a cantare. Succede che dobbiamo entrare dentro la sala per montare l'impianto, la porta d'ingresso si era bloccata proprio il catenaccino basso, ho smontato e ho fezionato. Quindi Poi ci racconti della rapina della signora che ha aperto la porta. Dai, piglia la palla. Che almeno cioè oggi è vai. Cioè ma non ci provi manco tipo a no, ma perché? vuoi farmi sembrare il podcast truccato? Se sono messe lì, ok. Mi vuoi sabotare il podcast? Vabbè dai. No, tranquillo, vai. Ora ho capito il senso che se sono Basta girarla se non la capisci. Com'è? Bellissimo. Posso- Vai. Se dovessi fotografare un calendario sexy, Sì. preferiresti uomini o donne? Allora, qui scopriamo un altro vaso di Pandora, dove la fotografia degli shooting che noi andiamo a fare a casa sposa e casa sposa, solitamente, tradizionalmente, vede la sposa Sì. in atteggiamenti più sensuali. La condizione è che io proprio amo, porre nella stessa posizione anche l'uomo. Che quindi ai miei sposi dico: allora ragazzi, tranquillamente aspettatemi in pantaloncini, fatta la doccia senza nessun problema, ne faremo un'altra, perché io li scatto dentro la doccia, li scatto durante la preparazione, Addirittura. perché amo che anche l'uomo nella sua figura, soprattutto quando hai comunque quegli sposi, hai Belli. tanti con fisici definiti, ma perché non farlo? E trovi persone Perché di non risposta. farlo? Tutti. Wow. Tutti. Torniamo. Io penso che chiedessi la stessa roba ai miei clienti, rifiuterebbero tutti perché appunto hai attratto quella tipologia di clienti. È bellissimo perché poi lavori comodo, puoi Che esprimerti al non vuol massimo. dire farlo obbligatoriamente. Io non è che devo mettere tutti gli sposi dentro la doccia, però la condizione dell'uomo non ha gli stessi punti sensuali che ha una donna. La donna è sexy nella caviglia, nel polpaccio, nel ginocchio, nelle mani, nel collo, nelle orecchie. L'uomo ha molti meno punti, soprattutto se fisicamente non sei costruito come una donna. Vedi me. Io so che il mio punto di forza paradossalmente può essere più il viso del fisico, quindi lo metto in risalto nei miei selfie, nelle mie immaginazioni. Sulla condizione invece degli sposi, tu arrivi là, ovviamente l'occhio ce l'hai allenato, Chiaro? ti rendi conto subito che già basta una clavicola, un attimino, un travezio, qualche cosa lo metti in posizione, luce, ci giochi, spunta la fisicità sensuale dello sposo, che diversamente Bello. non cercheresti neppure. Per metterli nello stesso piano, visto che comunque lo Sì. sposo si declassa sempre un po' con Sarà i matrimoni, questo no? maschietto, ma per me sposo e sposa anche in fase decisionale, quando parliamo dei fiori, io voglio, perché ovviamente nel nostro preventivo parliamo anche allestimento floreale, ne parlano con me in maniera diretta, e la condizione è che quando parliamo dei fiori lo sposo è quello sempre un po' più defilato. No, Jack, quali colori ti piacciono? Prova a convertire, perché mi rendo conto che se parlassi con gli uomini di Lysianthus piuttosto che, non so, Gerbera, lui mi dice che mi sa, mai sentiti prima. Ok, che colore ti piace? Come fai a ricordarti pure i nomi dei fiori? Gli studi, vedi che il nostro cervello è vero quello che diceva Maccio Capatonda, cioè il 2%. 2% utilizziamo Quindi, con la pillola. immagina a concentrarti un po' e sono cosciente che la mia giornata ancora oggi non è ottimizzata al 100%. Si può fare. Puoi fare più. ancora di Sì, più. sì. Ok. Adesso abbiamo una piccola rubrica che abbiamo chiamata Dentro la borsa fotografica. Quindi ti chiediamo appunto, visto che a differenza di un classico fotografo sei un poliedrico, un folle,
è super curiosa a sapere cosa hai in una borsa, cosa hai sempre dietro, quindi cosa è una cosa immancabile. In realtà ho imparato a viaggiare leggero. È uno degli slogan di Pasquale che ho apprezzato da subito. Sì, anche io amo il viaggiare leggero. E partire leggero non vuol dire necessariamente partire con uno zoom per fare tutto, perché quello che amo, quello che è importante fare dal mio punto di vista è entrare dentro la scena. Quindi la condizione è che io viaggio ZS2 con 85 e 35 stop. Dentro mi porto semplicemente un flashino piccolo, la luce fissa piccola e una torcia per andare a creare qualche effetto particolare sulle luci. Stop. Con cosa Easy. scatti? Con Nikon ZS2. Ok. Obiettivi? Il 35 e l'85. Ok, quelli sono i tuoi must. Sì, basta. Basta. Obiettivi fissi, sì. Ok. In molti amano gli obiettivi fissi, però hanno Ti portano anche dentro. ragione. Ti portano dentro. Sei obbligato a muoverti con l'obiettivo fisso. Cosa che non riesci a fare invece con l'obiettivo con lo zoom. È troppo comodo. Non Sì. ti muovi. Va bene. Ti pido una domanda io. Sì, vai. Però pesco, no? Come C'è un fusaglio. te la proporrò io. Ma così è troppo. Ti prego, dimmi qualcosa. Troppo silenzio. Questa è una domanda che non è tanto interessante. Posso scartarla io una? Se vuoi sì, sei il padrone. Però la conservo. Ok. Vai. Vediamo. Mi sa che non c'è il potere fluido delle domande. Sì. Questa è simpatica. Ok, vai. Qual è la scusa più assurda che hai sentito da un cliente per giustificare un ritardo a un servizio fotografico? Allora, la scusa più divertente è giustificare un ritardo. Ma non un tuo ritardo, un ritardo da parte di un tuo cliente. Tipo io in questi giorni un cliente mi ha detto: scusami, non ha ritirato il battesimo per 4 anni, mi ha telefonato e mi ha detto: oh scusami, ho avuto i bambini con la febbre. Dico aspetta, cioè no, gli ho detto per 4 anni. No, questa settimana. Dico ok, però ti sto aspettando da 4 anni. Dico quindi potrebbe essere qualcosa del genere. Ti ho spiazzato questa domanda. No, mi hai aperto una finestra sul passato, motivo per il quale io oggi chiedo di avere il servizio pagato. Non racconto, io ho il servizio pagato una settimana prima del matrimonio. Ok. Tutto completo. Perché garantisco tempi di consegna che sono fuori di testa. Noi in 20 giorni consegniamo tutto. Ok. Fantastico. Ora, il concetto qual è? Faccio il passo indietro perché la scusa fu reiterata forse anche per 5 anni, non per 4. 18° del figlio, finisce il servizio e tra l'altro il figlio era un mio collaboratore. Ok? Quindi figurati se il mio collaboratore gli chiedo necessariamente dammi tutti i soldi prima, non ti preoccupare, ok? Succede che alla fine dell'evento, dove doveva saldare, la signora con gli occhi proprio pieni di lacrime ci dice a me, al proprietario del locale: mi hanno rubato le buste dei regali con i soldi. Noi giustamente resi di pena: no, ma ci mancherebbe, non si preoccupi signora, ci vediamo nei prossimi giorni. Per curiosità il padrone del locale ovviamente aveva tutta una serie di telecamere, le controlliamo tutte e vediamo la scena meravigliosa della signora prende le buste e le fa scomparire dentro la sua tasca. No. Ok. Quando questa cosa fu palesata mi chiamò, ovviamente mi disse: Andrea, vedi la situazione è questa, la signora deve pagare, se no va bene che è amico tuo ma io vado di legge e ci mancherebbe pure. No. A quel punto io chiamo la signora ma quindi no Gioia, io mi confonnia da sera. No, Io mi confonnia da sera, sono 5 anni, io regolo l'album dentro, il ragazzo non lavora più con me, non ha mai saldato il conto, perché poi ha scaricato la colpa sul figlio disabile che gli prosciugava qualunque avere. Hai risposto troppo. Ti faccio una domanda. Se hai già questi problemi finanziari che conosci, perché fare la cosa con i fuochi d'artificio fuori di casa, la macchina a noleggio, i fari nella strada? Plastico anche questo. Mi hanno rubato le buste. Ok, nella domanda di poco fa, dentro la borsa ho dimenticato a chiederti se hai un portafortuna che hai sempre con te.
sono qua. Quelli sono tutti i tuoi portafortuna. Il mio portafortuna. Io gli dico sempre che è un attaccapanni, non è un fotografo, cioè tu puoi poggiare le cose da lui, tanto Sanno. ieri avevi 7 collane, oggi No, sono sempre quelle di ieri, semplicemente qualcuna è nascosta. no, qualcuna è dentro. Ok, Vai. però a questo punto dico voglio sapere di più su queste collane perché Prima sono di hai nominato- portafortuna. Prima hai nominato l'India. Allora, l'India è compartecipa in tantissime. Allora, questa, ok? È Come sei andato a finire in India? Perché penso sia su Corpo Pasquale. facciamo Nel- una piccola marchetta su Pasquale Minniti che ogni anno organizza un viaggio straordinario in India. sì. Lui lo ha fatto 2 volte, recidivo. 2 volte, quindi anzi tutti quelli che vanno poi ritornano quasi sempre. Sì. E sarà ospite anche da noi, quindi magari lasceremo raccontare a lui quello, però la tua esperienza la voglio. Allora, perché sono un portafortuna? Prima ci sono le iniziali dei miei figli, Ok? sono sempre con me. L'ho smeraldo scoperto che è la mia pietra, e l'ho scoperto in India, parlando con uno sciamano, che è Ok. praticamente la condizione astrale di tutti quelli che fecero questa cosa, e a tutti diede la pietra di riferimento. La mia pietra di riferimento è lo smeraldo, quindi in India stessa andai a comprare gli smeraldi. Le altre collane sono i rosari, sono il corallo, sono il legno del sandalo, il seme del sandalo. Quindi tutti riferimenti ovviamente sempre alla cultura induista, sì, indiana, che ci dà la possibilità di abbracciare tanto e fortemente la loro spiritualità, che a paragone con la nostra è veramente abissale. Lontana. Veramente abissale. Nelle collane loro ci mettono praticamente tutto il loro credo. Io ci sento realmente una forza importante. Questa condizione della forza comunque nasce inevitabilmente dal percorso fatto in India, perché tu arrivi in India con Pasquale, andiamo a farci il workshop in India, poi è diventato facciamo un documentario, perché questo abbiamo fatto. Quasi posavate la fotocamera, no? No, nel senso che la fotocamera era talmente incollata e il servizio diventava sempre più importante che ci siamo scostati dalla lezione workshop e abbiamo tutti quanti inseguito una sezione documentaristica Ok. sull'India, sul vivere, sui villaggi, e ognuno poi trovava i suoi punti di riferimento. Il mio punto di riferimento era cercare di fotografare il bello dando forza alla loro forte economia. Quando noi diciamo sono senza soldi, in realtà abbiamo sempre qualcosa messo da parte, o anche una maglietta firmata addosso quando diciamo sono sempre senza soldi. Assolutamente. Loro sono stato l'esempio lampante nella mia vita dell'avere veramente nulla, Andrea. E io facevo all'esterno. Possiamo dirlo che avete portato dei giocati Sì, no, abbiamo fatto tanto, faremo ancora tanto. dei bambini. Anche nelle scuole abbiamo fatto degli interventi in maniera diretta, proprio materiale, regalando quaderni, penne. È stata un'emozione perché nel loro non avere nulla riescono sempre a sorridere. E io mi sono innamorato di quel sorriso. Come l'Africa, un popolo poverissimo, certe zone poverissime, però guardi bambini che sorridono sempre, è incredibile. Sono circondati dai colori, si circondano di colori, di emozioni, e tutto quello che, per carità, noi adesso ci facciamo le battute, no? E la dice andassero in NAS, ma in NAS, credetemi, è un problema tutto nostro, allora non gliene frega niente. Sì. Non gliene frega niente, semplicemente la loro cultura non serve. E una volta che tu riesci ad abbracciare il loro stile di vita, il loro amore per i colori, nei miei scatti ho sempre cercato di bloccare il bello di un paese che non ha niente da dare in termini forse di riflesso economico. Sì, Non è di Dubai, sviluppo, sicuro. non è però tecnologico, ma è tanto umano. È meravigliosamente umano. bellissimo. Farò anche questo viaggio sicuramente, perché Pasquale me lo dice da tempo e non trovo mai 2 minuti, però devo staccare per fare una roba del genere. No, fallo e lo faremo insieme. Quindi. Vai, andiamo di box perché si è ritornati molto seri. Quando si parla dell'India lui si trasforma, però lo capisco. Per me puoi parlare di quello che a un certo punto pure del Totocalcio. Vado, apro. Vai. Io l'unica cosa di cui non sono... no, l'unica no, ma una delle cose in cui non Per te sono è più abile grosso, non devo preoccupare, perché è più grosso questo. Speriamo. Apri. Comunque ti apro tutto al contrario, è un superpotere pure questo. Aiutami.
perché le altre non ho battuto in macchina, queste qua scritto a penna e ho perso qualche parola. Praticamente Leggi, abbiamo uno che scrive messaggi nelle palline, che lo teniamo rinchiuso nei sotterranei a pane e teste di pesce. Ogni tanto ci manda dei messaggi di aiuto, come vedi c'è scritto help, e oggi dice dentro ogni pallina un pezzo della mia sanità mentale. Ok. Scritto pure male. Il riempitore di palline, aiuto. Quindi si è firmato Questo è un messaggio, scusa. Questo è un messaggio, però continueremo a tenerlo nei sotterranei a pane e pesce. Sì, E teste di pesce. dopo questa piazzata per forza. Vai, Vado. vai. Quindi questo torna a essere piccolino, probabilmente giusto. Potrebbe essere. Uffa, perché chiunque arriva, scrive e butta lì dentro, quindi è un po' strana la scatola. No. Che c'è scritto? Leggila. La leggo. Leggila. Hai mai invidiato il cane di un cliente perché era più fotogenico? Allora, no, non l'ho mai invidiato, però ci capita spesso ovviamente di trovare gli animali domestici in casa e mi piace sempre poterli scattare nella maniera più naturale possibile, anche perché la posa già di per sé la odio. La posa sugli animali è ancora più complessa. Quindi quello che facciamo, noi abbiamo un mood che definiamo fai caccata. Creiamo delle scene, motivo per il quale il cane viene chiamato dal suo padrone, il gatto viene chiamato dal suo padrone e via discorrendo, e quindi creando queste azioni creiamo uno scatto che è tanto famiglia. Ci sono ovviamente dei cani un gatto ci è capitato, che era sempre, quando fai la fotografia del dettaglio, quindi sai scarpette, partecipazioni, anellini, dalla sposa, era sempre lì, sempre con la zampetta. Abbiamo tutti gli scatti con la zampetta perché lui aveva capito che noi ci stiamo concentrando in quell'area ed era sempre, con la zampetta. Ti racconto questa, ragazzini, avevamo tipo 18 anni, no? Stavamo passeggiando e c'era uno della comitiva che era il classico simpaticone che doveva fare sempre battute. A un certo punto da lontano vediamo una super bellissima ragazza, ancora me la ricordo, questo cagnolino che passeggiava. Noi camminavamo, lui si sgancia da noi, va verso sta ragazza, noi subito gli un bazzo, che fa? Va subito dalla ragazza e ci fa: scusa, posso fare un complimento al cane? Quello gli fa: vai, si abbassa verso il cane e gli fa: compa, ha una padrona! Giuro, Me la segno, giuro la userò. che ci siamo piegati in due, ma la ragazza che oggi si chiama catcalling, Ok. era morta dalle risate perché giustamente tutto tipo Dai, ha dato il numero. ma lei dice: io complimento ho fatto al cane, dico, cioè hai la padrona spettacolare, complimenti. No, funziona, ci piace, va bene. Esatto. Lo copiamo. Invece sai cosa ti volevo chiedere? Vai. Qual è stato uno dei tuoi servizi più particolari, più anche brutti o una situazione strana che però Allora, che sta succedendo? non ti preoccupare, se partiamo così, servizi brutti noi non ne facciamo, ok? E là. Numero 2, succede l'incidente. Non parlo di brutti, parlo di Succede l'inconveniente. sì. Allora, gli sposi cercano di organizzare un qualcosa di molto carino che io apprezzo tantissimo, cioè il gender reveal il giorno del matrimonio. Sì. Spieghiamolo a chi non Molto sa semplice, cosa significa. la sposa scopre di essere incinta, nel comunicarlo a tutti quanti gli ospiti lo vuole fare durante il giorno del matrimonio utilizzando eventualmente delle scenografiche, può essere il lancio di coriandoli piuttosto che di polveri o una comunicazione proprio a video nel trailer. Amo questa tipologia perché è molto più scarna rispetto a quello che purtroppo si vede in giro, che non è di mio gradimento, ma è creare questi allestimenti in un giorno X senza nessuna data di ricorrenza, dove a un certo punto si vedono tutti, sparano milioni di chilometri di polveri in aria e hanno fatto il gender reveal. No, questa coppia la voleva fare il giorno del matrimonio. Ok. Me lo dice 3 giorni prima, decidono di fare questa cosa. Allora va bene, guarda Andrea, come lo possiamo fare? Guarda, a me era molto semplice.
appena uscite voi dalla chiesa ci saremo con gli sparacoriandoli, con i tubi di sparacoriandoli, quelli che come i cinesi, ok? Col colore del bambino. Quindi mi hanno fatto avere tramite una zia che era solo l'altra persona oltre me che conosceva il sesso reale del bambino. La condizione è che quindi la zia mi dà il foglietto, io vado dal cinese, compro i coriandoli giusti, cioè quel bambino era maschio alla fine, ok? La condizione è quindi compro questi coriandoli blu, c'è scritto blu pure sotto, non puoi sbagliare, è facile. Escono gli sposi 3, 2, 1, tutti 6 pacchi di coriandoli, 6, non 1, 6. Quindi io immagina tutti i testimoni, boom, rosa. Tutte e 6, Andrea, tutte e 6 rosa. Tutto rosa. Io sbianco perché mi guardo con la zia, io tranquilla, ma nella testa facevo ricalcolo come dovevo fare. Succede che tutti quanti gli ospiti si prendono di punta lo sposo e lo cominciano a cazziare, gli fanno prenderlo in giro, no? E gli facevano tu ormai femminedda su Instagram, perché mette le storie, le cose, centinaia di persone, tutti femmina. Lui per tutto il tempo dello shooting in esterna mi continua a ripetere: ma poi davvero è femmina, ma veramente è femmina, ma veramente è femmina. Io faccio compare, ma che ti devo perché gli sposi non lo sanno. Gli sposi non lo sanno. Ma in questo caso sai la domanda che mi sono sempre chiesta: chi ti dà la notizia? Me l'ha data la zia tramite il ginecologo. Ok, quindi fisicamente gli sposi cosa vanno? Vanno al ginecologo, si portano una terza persona, il ginecologo dà a questa terza persona, in questo caso la zia, la busta con all'interno il sesso. Sì. Quindi la zia non so se l'avesse realmente letto, ma a me era una busta chiusa. Quindi presumo che fossi l'unico e è stata la salvezza, perché mentre che facciamo lo shooting che lui mi ripeteva io come dovevo fare a fare rivelare questa cosa, perché glielo dovevo dire comunque che c'era stato uno sbaglio, che non era rosa ma era blu. Ovvio. Ok, fortuna voluta che noi avessimo il trailer quella sera. E quindi è recuperato lì del trailer, riparte quella scena perché fu così montato con After Effects, poi si è cambiato il colore ai petali, tipo uno ad uno, molto più sostituisci colore, molto più easy, perché gli sposi escono, c'era dei coriandoli, si blocca, scherzavamo, era un maschietto e vola la sala, lo sposo 3 metri di salto perché lui voleva il maschietto e quella femminuccia proprio non se la sentiva di cuore. Era incredibile questa cosa, però siamo riusciti comunque a stare e attenzione, gli sposi hanno saputo questa verità 2 anni dopo, solo 2 anni dopo. Comunque andiamo avanti, abbiamo un'altra piccola rubrica con 10 domande secche. Sono pronto. Devi guardare quella camera, ok, concentrati, sono domande facilissime. Aspetta, metto le cuffie, vai. Facciamo delle domande, non sento più. Sono semplici ma servono a capire chi sei. Sei pronto? Sì. Quindi iniziamo subito. 147 kg. No, penso non ci pensavo che fossi più. Pronto? Allora, colori o bianco e nero? Colori, sempre. Luce naturale o flash? Luce naturale. Foto rubata o in posa? Qui giochiamo perché per me il nostro fai che accada è comunque una posa. Cioè ti dico quello che devi andare a fare. Poi è vero che nello scatto andiamo a prendere un movimento importante, ma te lo sto dicendo io. Quindi posata. Te la rifaccio. 10 domande secche. È un carattere tu mi spieghi tu che c'è? Secche. Va bene. Quindi foto rubata o in posa? Posata. Ok, cliente simpatico o location perfetta? Cliente simpatico. Panino con le panelle o arancina? Arancino. No. Arancino. Vuoi fare un altro podcast per questo? Un'altra puntata da 2 ore ci serve. Arancino. Lente fissa o zoom? Fissa sempre. Ritratto o reportage? Ritratto. Sole pieno o cielo nuvoloso? Nuvoloso. Scattare in silenzio o con la musica? Non mi cambia assolutamente niente, direi silenzio. Meglio uno scatto perfetto o il momento perfetto? Momento perfetto. Ok. Da questo poi nascono dei dati e ti classifichiamo tipo scarso, scartissimo, folle, strano. No, dai. Però è andando bene. No, dai, ti prego. Mi sa che è il momento di pigliare l'altra pallina. Vai. Una è scartata. Hai combinato un casino sul tavolo. Perché che ci fa? Sto miscelando, come dite che non miscelo. Sai. Ok. Respira.
No. Ok, va bene, è facile anche se vogliamo. Sì. Ce l'ho. Se lavorassi in un circo, che ruolo avresti? Pagliaccio. Subito, secco. Questo è secco. Il pagliaccio è facile. Cioè, sicuro. Sì. 100%. Cioè, non vuoi pensarci un attimo, pensassi Aspetta, a un però, domatore di leoni, qualcosa. Pagliaccio. Pagliaccio. Ci ho ripensato, giuro. E quindi come ti immagini il trucco del tuo vestito? Il trucco del mio vestito, intanto sarei l'unico pagliaccio che non si deve mettere la schiuma per fare la pancia grossa perché ce l'ho. Quindi risparmiamo sul Questo budget. vestito grosso. Risparmiamo sul budget. Già fa. Sugli abiti. In più, io amo ridere. Amo proprio ridere, spasmodicamente. No, amo. Mi piace, mi lascia farlo ridere. Sì, è la cosa più egoista che faccio. Io risulto simpatico perché magari faccio tante battute, ma le faccio perché vederti ridere mi fa stare bene. Quindi una la medicina. figura del pagliaccio, sì, sicuramente è quella. Pagliaccio, Mi piace, sì. Vabbè, ok. E tutto quello che c'è di horror dietro il pagliaccio ovviamente non mi appartiene, quindi mi astendo da quella linea. Perché bravo, perché è troppo super abbinata all'osso. Sì, Hit ci ha rotto le palle. Però Sì, qualche regista ha la colpa di a giocare. Vabbè, pure qua vede però i camioncini che fanno musica e strane. Ieri c'era il camion dei gelati nel paesello tutto in silenzio e lui ha avuto un po' di paura perché sai quelle musichette. Allora, da noi il gelataio fa: è arrivato lo zio Peppino, gelati, cremini. No, qua c'è la musichetta in silenzio, musichetta molto horror. in un paese deserto. Dai, scena regalata facile. Hai avuto paura, dillo. Sì. Va bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata. No. Lo so, però dico, non abbiamo più di tempo. Devo fare lo spogliarello quando lo devo fare. No, dopo, quello in privato stasera c'è la festa. Va bene. Però non abbiamo Posso detto- fare l'ultima pallina? C'è l'ultima pallina, te la lasciamo. Però aspetta, prima lasciamo un poco di informazione a chi ha ascoltato tutte queste giustate fino alla fine. Giusto. Vi consigliamo di registrarvi nel canale, mettere che c'è da mettere? Le magliette, le tutto quello che serve. Se vuoi partecipare al podcast scrivi a info@upyourshoot.com. Sì. Ci segui in tutti i canali, soprattutto su Instagram dove siamo più attivi per rimanere aggiornati sull'uscita delle puntate, quello che facciamo. Ci ricordiamo pure che abbiamo un software che È fighissimo. per fotografi È anche. il motivo per il quale tu siamo diventati amici, lo possiamo dire. Questo possiamo dirlo. Grazie. Per cui abbiamo avuto veramente tanti nuovi amici. Quindi seguici, segui tutti i nostri canali, li cerchi, li trovi, ci scrivi, rispondiamo a tutti. Ci tengo a precisare una cosa, che non abbiamo un centralino. Abbiamo deciso di eliminare il centralino perché vogliamo connetterci con i nostri clienti. Quindi questo ci piace. Questo ci lega. Allora, che il vostro centralino comunque sia funzionale ve lo posso garantire, perché Valentina chiama una volta al giorno, quasi per salutarvi, per darvi il buongiorno anche lei. Buongiorno ragazzi. La cosa che mi piace un sacco è che quando finisce la chiamata mi dice: niente, anche oggi avevo sbagliato qualcosa io. Quindi il software funziona. Chiudiamo con la nostra Fuckbox. Ultima domanda. Vai. Non è scartata nessuna? No, perché ci vuole coraggio nella vita. No, fai bene. È per le scelte naturali. Vai, no, perché non ho la responsabilità delle domande, perché molte sono state scritte così da qualcuno. Butterei la scatola a terra. Tu lo sai fare? Io sì. Vediamo. Ok. Dai, speriamo che sia tosta. Le altre le ho viste anche piuttosto facili. Le peschi tu. Hai ancora la possibilità? Non lo so. Scusa, hai la possibilità di prenderne un'altra e scegliere tra le due quale prendi. Sì, Vai, capito, vai. prendila, questa te la lascio qua. Dai, però tipo, Mannaggia. qual è il tuo talento inutile? Ho capito, ma che sono super dotato, che gliene frega niente. No, questo è utile. Inutile. Tipo, Ok. io ne ho uno, mio padre me lo dice sempre. So fare il cane. Ma cosa mi hai ricordato? Mio padre una volta mi ha detto: due cose ti vengono bene, lo stronzo e il cane. Questa è bella cosa.
Allora, mio padre invece mi ha sempre detto che sono un elefante in una fabbrica di cristalli. Io mi muovo e si rompono cose. Però un talento animalesco così ce l'ho pure io. E qual è? Un po' più modesto, non è il cane che è il miglior amico dell'uomo, ma è... Bella, inutile. Perfettamente inutile. Ai miei figli da piccoli li faceva ridere un sacco e io mi sentivo un sacco il loro eroe. Probabilmente avranno pensato per un periodo della loro vita di essere figli di un gallo. Probabilmente. Però era così. Continuiamo con le categorie. Lidia Camera Cepente. Ok? Salutiamo tutti. So che sei iscritto e dobbiamo salutare. Spero che siate arrivati fino a questo punto. Vuol dire che sostanzialmente non avete veramente un cazzo da fare. Però grazie. Se sei arrivato fino a qui sei un eroe. Sei un nostro eroe. Quindi ti ringraziamo. Ma sai cosa non abbiamo detto? No. Qual è il nome della mia azienda? Se lo diciamo cioè in questo momento. Fa le domande, colpa tua. Io non sono autoreferenziale. Dilla. Idea Eventi. Chiamaci solo se non ti accontenti. Alla prossima puntata. Ciao.